È possibile tramite un'analisi del passo in 30 secondi di avere tutti i cicli del passo per anca, ginocchio, tronco, forza applicate al terreno, tempi di contatto, lunghezza del passo, carico. Walker View sembra un banale tapirulan, in realtà è un sistema cardioposturale di analisi del cammino e della corsa. Un'apparecchiatura altamente tecnologica, la prima in provincia di Venezia, dotata di un nastro sensorizzato e di una telecamera 3D in grado di digitalizzare l'immagine del paziente per ricostruire ogni suo singolo movimento senza la necessità di applicare alcun dispositivo sul corpo. Questo sistema all'avanguardia è ora a disposizione dell'ULSS 3 Serenissima presso il reparto di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale All'Angelo. Noi siamo in un ospedale hub e quindi dobbiamo tenere anche i livelli tecnologici all'altezza della struttura in tutti i settori, compresa la riabilitazione. Noi qui oggi, grazie anche al rapporto con il concessionario che si è reso disponibile a intervenire con l'acquisto di questa nuova macchina, possiamo dare un servizio nuovo, importante e direi soprattutto all'avanguardia a tutte quelle persone che hanno bisogno di riabilitazione oppure di valutazioni fisiatriche al fine di impostare interventi di supporto, di sostegno ai loro problemi. Un'ampia gamma di pazienti potranno usufruire di questo prezioso dispositivo che in pochi secondi riesce a elaborare dati fondamentali pre e post intervento chirurgico e per capire che trattamento eseguire. Poi dopo con lo stesso tipo di dispositivo possiamo, con l'intervento del fisioterapista preparato, e ne abbiamo tanti per fortuna, riusciamo a correggere e a dare un feedback diretto per il paziente per cercare di correggere gli eventuali errori che fa durante il cammino. Il nuovo dispositivo del costo di 80.000 euro è una donazione di Veneta Sanitaria Finanza di Progetto, ente concessionario che gestisce alcuni servizi all'ospedale All'Angelo. Questa volta abbiamo dedicato questo tipo di intervento qui, probabilmente lo faremo ancora nel futuro e voglio immaginare che questo sia solo la dimostrazione che un rapporto fra pubblico e privato che ogni tanto viene definito male da qualcuno perché, non lo so, lo digerisce in maniera particolare, invece è un rapporto sano e che può creare degli ambiti di maggior qualità soprattutto per l'utenza. Una realtà che non è più una fantascienza.